Voglio, però lo scherzo io lo voglio fare. Il regalo non mi piacerà. No, ma prendila. Questa è mia. Voglio, come al mio solito, pure questa volta sto facendo il corso. È il 23 di dicembre, quindi un giorno prima della vigilia e 2 giorni prima di Natale, e il regalo a Roberta non l'ho ancora fatto. Mi sono informato su quello che le può piacere. È un tipo, secondo lei, semplice, secondo me molto particolare, come la maggior parte delle ragazze, penso. E quindi adesso scendo e vado in questo negozio dove ho visto che c'è questa cosa che in teoria le dovrebbe piacere. Però non si può mai sapere. Spero di trovarla soprattutto. E dove la faccio vedere? Cioè, vi faccio vedere la scatola. No, faccio vedere solo la scatola, poi casomai rapimo insieme. Ma io non so come, ma ce l'ho fatta. Sto girando a Perumun, ovvero per lei. Speriamo che ci piace. Guagliù, è appena partita l'operazione sorpresa. Io vorrei fare anche uno scherzo, poi vediamo se a casa ci riesco ad organizzarlo. Però adesso è proprio una cosa volo a volo, che non c'ho troppo tempo. Allora, Guagliù, il momento della verità è quasi arrivato. Sto a casa, sto per scendere, sono andato a prendere a Roberta. Il regalo ce l'ho davanti a me. Ovviamente lo metterò in un'altra busta, non quella che avete visto, perché lei, conoscendo il negozio, magari si può già fare un'idea. Invece no, non da capi proprio niente. Che Dio me la mandi buona. Speriamo che tutto riesca bene, Guagliù, che particolare. Aiubu, ma chi vuoi? Voglio, però lo scherzo io lo voglio fare. In pratica metto le mie scarpe, penso che le avete riconosciute, dentro a questo, non lo so, questo scatolo qua. Ah, poi a messaggio mettere a posto e mettiamo così, a come bene. Le chiudo dentro a questo scatolo qua per non far capire niente. E lo metto nella nostra busta originale. Questa qua, ecco qua. E quella vede la busta, ovviamente così chiusa. Vede questo scatolo e dice, vabbè, avessimo fu scherzi, però dentro ci stanno le scarpe. Invece no, dai, fatta la scherzo. Ora, amore. Allora, l'ho pure sigillata, manca la chiave che proprio l'ha già sigillata. Ora la metto qua dietro, vicino all'albero. E ci vediamo tra poco, speriamo bene. A few moments later. Regali pure per me. O regalo. Non si sa. Diciamo che questo video sono sicuro al 100%, conoscendoti, che non uscirà mai. Lo sto facendo giusto per... Perché non ti piacerà? Il regalo non mi piacerà. No, e tu dici, vabbè, tanto sono comunque... Infatti, non è che ci vuole tanto a fare un regalo a me comunque. No, c'ho assai, te lo dico io. No, ti giuro. Allora, qualsiasi ragazza al mondo gli presento questo regalo, cioè proprio cadrebbe ai miei piedi, ma pure senza regalo, vabbè, sei nato fatto. Boh, invece tu ci mi rompono un po' di scatole. Va bene, va bene, cioè facciamo queste clip inutili. Vediamo che si avvicina, diciamo, all'albero di Natale. Sto accappato in culo, non ho capito per quale motivo, diciamo, si è fatta la doccia e salvato l'accappatoio. Si sta prestando sicuramente, ma non l'ho vista, però con lo sguardo a captare, diciamo, varie buste e capire varie situazioni. Già una non è la mia sicura. Cioè, vediamo. Quella. Quale? Quella là laggiù. Quella già non è la tua? Perché? Sicuro. Allora, mo facciamo una cosa. Da dove vogliamo partire? Dal mio, perché hai visto che No. buttare pure... però capisci, intossichiamo dopo almeno. Perché io non tengo vero, non tengo vizi. Cioè, io tra l'altro non chiedevo niente quest'anno. No, dal tuo. Dal tuo dobbiamo partire. No, scusa, che non partiamo dai regali che tipo... Non me ne puoi dare quella che ha fatto tipo tua mamma? E che cazzo ne sa c'è lo strano? Lo tenesse, penso. Ma non lo sacci qual è. Il tutti sti Come non lo so? E non lo Non te conosco. l'ha detto. Ma Ma è- non mi dovevi dare. No, non lo sacci. No, scusami, a tutti piace avere regali, ricevere regali. A me mi piacerebbe fare però. Allora, quindi facciamo una cosa. Sei un po' Facciamo... il Grinch tu. No, tu sei cringe. No, tu sei un po' il Grinch della situazione. Ok, allora facciamo una cosa, ci scambiamo pure quella tipo dei nostri genitori, di mia sorella, perché so che te l'ha fatta pure lei. Vabbè, ti do prima quello di mia mamma. Vai. Cominciamo, buono proprio, cominciamo. Mi è stato detto che questa busta qua, se non è che sta faccio una figura in me. Vediamo. Scartala. Ho fatto una scusa. Carta la carta. Però devi essere sincera, come sempre. Faccio anche che. Vediamo. Cofanetto trucco, make up. Vediamo. Vediamo. Una Babbo Natale che l'ha portata. È tipo una trousse. Non so che cosa sia. Gli ombretti, queste cose qua. Successo? No, no, no. No, è bello. Allora, questo invece è quello di mia sorella. Spero che è quello di mia sorella, perché mi hanno detto che dentro sta uno scatolino rosso. Ci sta, è l'unico che vedo con lo scatolino rosso. Mi hanno detto che fuori era una busta blu. Non è la busta blu, è grigia, sono un po' daltonici. E quindi niente. Speriamo che ti piace. Vediamo. Non so cosa sia, cioè non so né quello di mia sorella né quello Wow, di mia mamma. bello. Faccio niente. Comunque questo è un Wow, bracciale. attacca, questo è un bracciale, è bello proprio questo. Bracciale Bellissimo. con il cuore. Eccolo qua. Bella, mo me lo vuoi mettere pure? Dorato, no, brillantinato. Come cazzo sei? Che bracciale è? Vabbè, bracciale con un cuore. Bello però, cioè a me piace. Con tutti... come si dice? Non mi fatto... Brillantini. tipo come c'ho io il tennis. Eccolo qua, ragazzi. Bello.
Ma in un braccio E tengo proprio... il braccio dei pulcini. Spacci i bracci, ti. Ma io ve lo faccio vedere più da vicino, bello pure i colori, col cuore al centro, però in un braccio, cioè in un braccio più sottile Romy. Ma amo, cioè, ma il mio c'è uguale bambini che stanno in classe mia. Ma serio, vero? Amo, però guarda qua, mi ha regalato anche le caramelle. Sì, così ti fornisci i facchiazzi. Dolcetti, dolcini, dolcetti. Devi essere dolce pure tu. Questi sono quelli Aspetta, là ma di ti posso me. dare io quella che ti ha fatto mia mamma? Sì, rimane ora che l'ha fatto. Ma vediamo se mi piace. Ti io piace? non c'ho proprio... Vabbè, lui non è è normale che scegli. Li scelgo io ho bellissimi gusti, questa è da parte di mamma. Ma che è una PlayStation? Eh. Un po' leggera per essere una PlayStation. Vediamo. È un pasticciotto. Una piccola pasticceria. Rimagni ora che sei frate fai quest'anno. Di solito fa sempre belle cose. Che lo fa lei. Pure chi stanno, andiamo sempre buono, andiamo sempre bene, mi serviva una felpa, a essere sincero, una felpa pure bella. Chiara? Diciamo che c'è il prezzo però. No, non c'è, l'avevo tolto. Diciamo che non è stato tolto il prezzo. Va bene, va bene. no. Diciamo che va bene, insomma. No, però, a parte il prezzo. Faccia finire l'ho letto. È bellissimo. No, è bello, è Io me bello. dimenticare, forse l'ho tolto a quell'altro. Wow, mi piace assai. No, guardate qua, voglio. Spero che la Bella, riuscite a Chiara? vedere bene. Sì. Perché- E che sta facendo pure un darsi buono, no? Per sai andare. perché? Non lo so, a ballare forse. A Vediamo. ballare con la felpa. No, per uscire. A ballare con la felpa. No, per andare a ballare, per andare ad uscire. Per andare a fanculo. Comunque guarda, perché tu non ce l'hai una felpa chiara. vero? Perché l'hai non ce quella l'ho? grigia, brutta, non mi piace. Qual è la felpa grigia? Amo la felpa grigia con quella scritta qua col cappuccio, non mi piace proprio, invece questa... Quella grigia con la felpa più bella. C'è la felpa grigia. Bruttissima, La non felpa mi grigia. piace, sembra una cosa del pigiama, non mi piace, amore. Ma poi, Quella a che mondo felpa è là mondo- non mi piace. a che mondo è La mondo- felpa grigia, sì, con la tuta grigia. Ma poi ora ci capisci sta cosa? Sì, è bello, Qual è la cosa? però quella non mi piace. Ma qual è il motivo? Cioè, della felpa grigia? È bella. Sulla mia è brutto. No, quella non mi piace. Più bello che tengo. Vabbè, comunque, grazie mille alla suocera e al suocero, ovviamente. Per storia che bello, mi piace. Mi serviva una felpa. Ovviamente stavo aspettando i regali, perché mi avevo accattato lì. Certo. È normale, perché mo video che hai speso una cosa di soldi per te. Sormo. Ok, quindi ora dobbiamo passare ai nostri. Che regalo ti aspetti? No, amore, non me l'aspetto, non mi aspetto niente. È buono, che non ci hai fatto niente. È proprio buono. Perché io... Che non ridi più. Perché io mezza cosa volevo, però ti ho detto gne. Qual è mezza cosa che volevo? Niente, proprio niente. Allora, partiamo da questo presupposto. Stiamo una setmana appresso. No, perché non ti ho Che detto vuoi, niente? che vuoi, che Perché vuoi? non Perché ti ho a cui si la detto fa? niente? È la lista proprio fa. No, perché non ti ho detto niente? A parte che sì, è normale che uno ti fa la lista, perché... È normale, voglio, fatemi sapere se è normale che uno fa la lista. Il regalo è bello. Sì, io non so niente. scusa. Allora, io del mio Ma se regalo che ho tu- ricevuto non so niente. Ma non c'entra, mo. Anzi, tu mi renderesti la vita più semplice se dicessi: guarda, mi piace questo. Comunque pure tu mi renderesti la vita più semplice se mi dicessi non voglio il regalo quest'anno. Vedi? Perché non ti ho detto Detto. del regalo? Quali avrei voluto? Che te ne hai detto che non fa nessun regalo. Diciamo Non che ti ho detto stamattina niente, però ti quindi sei un mi attimo sono- gasata perché ti ho detto il regalo lo tieni. E quindi, allora tra le perché- buste che stanno qua, secondo te qual è la tua? Chist. Sì. Grazie, amore. No, non ne ho due. Non ne ho due. Sacci mamma chi ce l'ha da dare sto coso. Vai, amo? Cioè, qual è? Piennelo. È UPN, lo tiene in capo UPN. Qual è un regalo tuo Amo, secondo che te? ne so, Qual è la busta tua? Secondo me... non mi dicevo fatto cosa solo Napoli. E può essere, ci sta pure la busta del Napoli. Mamma mia. Perché non ti piacesse? No. Babbo, comunque alla fine qual è la busta tua? Secondo me quello. Quello rosso Il là? pacchetto là. Invece no. Questa. Sì. Ma prendila. Questa è mia. Ma perché scusa, aspetta. Ma perché si vede un po'. Che si vede? La scatola che c'è dentro? No, proprio però mi fa piacere se è questa. Vediamo mo che cos'è Ah, dentro. ma può essere pure che è una busta. Può essere pure una busta che non appartiene al regalo. Tu speri che non appartenga o speri che appartenga? No, io spero che appartiene. Perché sei quello che vende? Sì. Io no, perché già ci mai avuto. Ma guardalo. E allora che cacchio la prof? Posso aprire? Fai vedere bene tutti i passaggi, tutti i movimenti, vediamo questa Allora, No, io non l'ho ancora aperto io. è meglio che ne Ma che cacchio è? Perché, scusa? Sketch A. Che è Sketch A? Sto leggendo la marca. Ah, Secondo me sono che scappo ortopedico. E scusa, ci guarda, comfort included, quindi... ma posso sapere che tieni sul microfono tuo contrario? Io mo c'è sto brand, maronna. Ah, vuoi la rabbia? Facci vedere. Allora, fai una cosa. Tieni gli occhi chiusi e poi li apri. Allora, aprila tu. Puzza.
scarpe tue. Quando mai? Sono le tue. Amo, queste sono le tue perché puzzano di più di tue. A parte non può mai essere perché non mi fai topere. E poi queste... Amo, queste sono le tue 47 e mezzo qua. Che dove vanno? No. Come dove vanno? E mi vanno? Ah, beh, andiamo a cagnare, cosa c'è dici? No, amo, Siamo il solito scherzo di Natalizio. tutti gli anni, diciamo, di tutti gli Diciamo, anni. diciamo, Ci ripetiamo tutti gli anni. Ci vediamo tutti gli anni, diciamo che questo scherzo era proprio... Diciamo che comunque non avevi capito un cazzo, che comunque potevo mettere qualcosa qua dentro. vabbè, non sapevo che erano le scarpe tue. Ho sentito subito dalla puzza perché... E quindi... E quindi non ne ho avuto niente. Il video è finito Natale! qua, buon Natale! Ma perché mi copi pure tu a fare così? Ma tu ridi, cioè, l'amore regalo mio, era da fatto niente. Ah, mamma, te una parte perché un'altra parte stava arrivando. Maro, spero che non mi piace, ve lo giuro. Così capisci, siamo pari. Io, vabbè, ma a me mi piace. Tanto io non so per malusa come te, me lo puoi andare pure a cambiare. Infatti, all'interno... No, perché non c'è, non ti mai venuto a cagnare nessun regalo mio. Amo, no, perché tu sei troppo permaloso, non posso andare a cambiare perché non posso dire no, non mi piace e dici No. e non ti piace mai niente. Vabbè, comunque mi dai tu il mio. Ti do io il tuo. Perché non l'hai avuto tu? Vabbè, va un attimo di suspense, mi piace sto Ti fatto. piace sto fatto, ne hai avuto niente. E ridi, cazzo di rari, non lo so. Ti ho detto però, questa è solo una parte, perché un'altra parte mi doveva arrivare, però non mi è arrivata a causa... Maltempo. No. Michael Kors. Giovanni. Non ho mai avuto niente di Michael Kors. Mi hai fatto una borsa? No. C'è lo scontinuo cortesia. Per cortesia. Scarta la carta, scarta la carta. Quanta carta ci sta accadendo? Ma non era Michael Kors. Sì, Michael Kors, ma sei scemo, Ah. come? Ma intengo in euro, che cazzo ci metti qua dentro? Amo, ma come non è della Michael Kors, ma sei scemo? Ah, MK. Ma come? Sta pure qua. Ah, ma io sono abituato a sti mark. Sicuro 50 centesimi. Non ci di mettere un 50 questo è euro. un portacarte. Candenga in euro. Perché il tuo portafoglio si è fatto molto brutto. C'è bisogno di rinnovarlo. E ti ho comprato uno più da uomo moderno. E quindi qua dentro, vedi, non si apre come quello là che tieni tu dei nonni. Praticamente qua si mettono i soldi. E qua si mettono le carte e si mette in tasca, così. Come te dice, è maneggevole, Compatto. è compatto, è piccino, non ci mai avuto un portafoglio così. Comunque è bello, perciò. voglio. Ah, comunque è Metti bella. solo le carte indispensabili. Come si chiama? Non è un portafoglio, cioè come si È un chiama? portacarte. Ti è piaciuto? Sì, ma non sono abituato Però a questa c'è marca. un altro regalo, mi dispiace che non ho potuto portare. Vabbè, l'anno prossimo, vorrito. Bravo. Vabbè, è finito il video. Io e te andacci a tu hai fatto portacarte. Ciao. Siamo a posto. Ciao ciao. E vabbè, vorranno 41, ma andare. Il tuo sesto senso aveva colpito. E quello è il tuo pacco. Aprilo. E prendilo. Allora, ma facciamo questo gioco qua. Secondo te cosa può essere? No, amo, non facciamo nessun gioco. Allora, Perché c'era voglia di sapere che cos'è. tu avere non hai idea quanto tempo ti ha giocato il suo regalo? Veramente. Ieri. Lo eri? Letteralmente ieri. Lo sapevo, ma io lo sapevo perché lui fino all'ultimo non me lo voleva fare. E infatti ti accontenti. Cioè, quello è il fatto. Mi devo pure accontentare, ma non si può cambiare. Wow, ma mi chiamarti prima prevenuto. Allora, io già quando l'ho fatto questo regalo, zitto lo. Già va buona cosa. Poi mo partiamo prevenuta così. Vabbè, non potevo non presentarmi, diciamo, con il dono natalizio. Giuno, Che comunque te lo meriti. direi. Ma non come si bella. Ragazzi, dovete sapere, non ci vediamo da 3-4 giorni. Quindi mo ci voglia è tanti, eh. Amo, allora, Corretto. dici scimità. Vabbè, è schifo, dai già dici. Bravo. Vabbè, mo ora, visto cosa, a me la chiudo le carte. Devi chiudere gli occhi. Io comunque ho paura di tutto. Che non ha capito perché? Vai, ara, c'è il cheese. Amo, devo aprire gli occhi. Ara con l'occhio. È un c***o. Perché? È nato colore. Amo, bello, però non lo volevo così. Come non le volevo così? Lo sapevo che non le volevi così, per questo diciamo che stavo in ansia. E proprio per questo motivo qua. Perché? Perché letteralmente mi sono ridotto all'ultimo, come faccio Bravo, sempre. E ecco. quindi non ho trovato il colore che voleva lei. Ma si può, cioè arrivano. Sì, il 27 Me lo andiamo. vedo contenta. Contento. Oh, cazzo, spissa una Veramente. rangata di soldi, non facciamo il regalo, non facciamo il regalo. Spacci me i soldi, spacci me le scarpe e me in coppa a neve, le schimesi, ma fa. Ragazzi, per i meno esperti sono gli hug, non so se li conoscete, piccante, contento. Ma bare. Comunque che voto dai a questo regalo? 20. Stava a Romeo Pumbee. Che bello, non me l'aspettavo.
aspettavo. Ma chi? Il penalty si sorto. Ah, ma vedere le regalo di mia sorella che mi ha fatto mia sorella. Ma che ce ne fotte? Eh no, perché lo devo abbinare anche a questo, che è beige, io voglio il rag beige. E vabbè, voglio, questo video finisce qui, spero vi sia piaciuto e fateci sapere qui sotto nei commenti anche i vostri regali perché siamo molto curiosi, vi leggiamo entrambi, vi mettiamo anche un cuore e vi rispondiamo nel caso. Comunque i regali li avete visti, ha detto che una seconda parte deve arrivare, magari la faccio vedere, poi non lo so, ma pure se ne arriva la seconda parte non fa niente, comunque basta che stiamo bene, basta che stiamo in famiglia, vi facciamo ancora tanti auguri di buon Natale. Un felice anno nuovo, ma comunque i video non mancheranno. Lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Forza Napoli!